Come ogni anno, anche quest'anno, il primo giorno dell'anno, da tradizione, l'amministrazione comunale di Cividale fa gli auguri a tutti i cittadini, turisti e visitatori che accorrono sempre numerosi per la tradizione del taglio della gubana gigante. Ringraziamo quindi la Gubana d'Orbolò, il Caffè San Marco, i Vini Scarbolo, con il patrocinio del Comune e il Circolo Culturale di Corno di Rosazzo per l'organizzazione che ogni anno è precisa e puntuale e consente alle numerosissime persone che arrivano a Cividale di poter assaggiare la gubana e di brindare con la ribolla dei Vini Scarbolo. Il significato di questa tradizione è perpetuare un momento importante che valorizza il dolce tipico di Cividale delle Valli del Natisone, un'unione del territorio, un augurio ai cittadini di venire a trovare la nostra città, di visitare i nostri musei. In questo momento ci sono ben 2 mostre molto importanti, è un'occasione per valorizzare la Cividale turistica e per augurare a tutti che sia un anno ricco di salute, di serenità e di tanta cultura. Il 1° gennaio di ogni anno Cividale del Friuli ha il piacere di fare gli auguri ai cittadini, ai turisti e ai visitatori con la tradizione del taglio della gubana gigante. Una tradizione che si perpetua ormai da 18 anni, ha avuto un fermo nel periodo del Covid e poi è ripresa grazie a un'iniziativa del Circolo Culturale di Corno di Rosazzo che ha voluto portare avanti un momento importante per valorizzare quello che è il dolce tipico di Cividale, delle Valli del Natisone, la gubana, che viene offerta in questa occasione dal Gubanificio d'Orbolò, che proprio qui di fronte alla loggia municipale, vicino al Caffè San Marco, che fa parte dell'organizzazione, gestisce questo evento. È un evento bene augurale, è un evento che richiama molti cittadini e sottolinea quella che è la vocazione turistica e culturale di Cividale del Friuli. Mi fa piacere ricordare che in questo momento, per chi è a Cividale a passare le vacanze natalizie, ci sono diverse proposte, tra cui la mostra di arte moderna e contemporanea a Palazzo De Nordis, la mostra di Utan Re e poi ancora per qualche giorno fino al 18 gennaio al Monastero di Santa Maria in Valle, nei locali attigui al Tempietto Longobardo al piano di sopra, è visitabile la splendida mostra di Ivan Taimer dal titolo Da valicate frontiere. Auguriamo naturalmente a tutti coloro che arrivano a Cividale per motivi turistici o per visitare la nostra città e anche per motivi enogastronomici di avere sicuramente delle proposte interessanti anche dal punto di vista enogastronomico. Il momento di oggi lo sottolinea in maniera particolare, quindi abbiamo brindato con i Vini Scarbolo, abbiamo tagliato la fetta di gubana e approfittiamo davvero per augurare a tutti un anno di salute, di serenità, con i migliori auspici dall'amministrazione comunale di Cividale del Friuli. Grazie.